Un progetto che serve anche a valorizzare di più questa zona, una zona considerata sacra, ma una zona anche che vede tante possibilità ricettive per quello che riguarda il turismo. Sì, certamente, questo era un intervento che noi aspettavamo da tempo. Sappiamo quelle che sono le lungaggini amministrative, però insomma oggi è una giornata importante per il Grappa dal punto di vista simbolico, perché finalmente si vede qualcosa che muta, che va avanti. Questo immobile insomma rappresentava una ferita per il territorio del Grappa e quindi la sua eliminazione diciamo dà una nuova iniezione di fiducia. Il percorso di valorizzazione del Grappa da parte delle amministrazioni della cintura del Grappa è partito già molto tempo fa. Certamente oggi è un giorno importante, io devo dire mi sono davvero emozionato nel vedere l'inizio dell'abbattimento di questa base NATO. Credo che da oggi la riserva di biosfera del MAB Grappa sia ancora più bella proprio perché è stata liberata da un edificio in disuso e soprattutto che era un obbrobrio per un territorio così bello. Oggi anche il riconoscimento della biosfera impone un ragionamento di riqualificazione di certi spazi che non possono più essere lasciati così. Questo tra l'altro ha sempre creato la base NATO problemi di sicurezza, problemi di intrusioni, era comunque un luogo molto critico per tutta la vallata, per tutto il territorio.